Sport. Anteprime, notizie, interviste, commenti, collegamenti dai principali campi di gara. Diretta Sport, programma a cura della redazione sportiva di Radio San Donà. Ed è proprio buonasera, buonascolto della Sport di questa serata. Matti, Santin e Pian, che non so ancora se sia in perfette condizioni per domani. Comunque Santin sembra sia recuperato in pieno, sappiamo che ha avuto una infezione a un occhio, quindi è stato sottoposto a cure con antibiotici, quindi era molto debilitato dal punto di vista fisico. Io l'ho visto giocare in amichevole all'Eraclea e mi sembrava che il problema unico fosse quello di ritrovare praticamente il fiato, quindi una partita interessante quella di domani. Io credo che se non abbia la possibilità di fare risultato, ma direi che potrebbe anche accontentarsi del pareggio. Andrea Agnoletto ha detto che è una partita come tutte le altre, ma sappiamo benissimo come i derby e come queste partite abbastanza campanilistiche dal punto di vista del risultato siano sicuramente molto pericolose, ma è chiaro che a questo punto non è concesso alcun errore al San Donà e quindi bisogna assolutamente fare risultato e vincere sarebbe un toccasana abbastanza ideale. Io non ho nient'altro da aggiungere, direi che il commento migliore sia quello che sentiremo dalla voce del signor Agnoletto, del signor Cannella. Quindi Alberto, io ti do la linea. Sì, velocemente prima di la linea, l'aggiornamento del punteggio, dunque, secondo set. Sono in vantaggio gli ospiti per 10-7. 10-7, grazie Giovanni. L'intervista, ci sentiamo poi dal Palasport di Unità Italia per quanto riguarda... Mi dispiace, stasera non ci sono ospiti, evidentemente Moner e Finotto, tradizionalmente frequentatori delle partite di pallavolo, sono impauriti del nostro microfono e oggi non si sono fatti. Ma credo che ti concederemo, se c'è tempo, 2 minuti per commentare Milan-Inter. Giovanni, questa è una bontà della regia dello studio centrale. Intanto passiamo a partire l'intervista con Andrea Agnoletto e il signor Cesco Cannella, rispettivamente allenatori del San Donà e del Portogruaro. Parliamo con Andrea Agnoletto, l'allenatore del San Donà, alla vigilia dell'incontro con il Portogruaro, incontro molto importante per quanto riguarda le sorti del C San Donà. E quindi cerchiamo di fare già una piccola presentazione di questa partita per quanto riguarda quella che sarà la disposizione del San Donà, di quelle che sono le intenzioni e le velleità della squadra biancoceleste. Sì, hai detto giustamente che la partita sarà molto importante per il calcio San Donà, però sicuramente non determinante. Noi la stiamo preparando col massimo dell'impegno, col massimo della concentrazione, col massimo della voglia di andare là e raccogliere il massimo di quello che il campo, gli avversari e noi stessi possiamo raggiungere. È importantissima se le cose vanno bene, se le cose disgraziatamente non dovessero andare come ci auguriamo e come speriamo, sicuramente non è assolutamente compromesso e finito niente. Domenica ci sarà quindi questo Portogruaro che è la migliore difesa attualmente del campionato di promozione Girone B e quindi di fronte fra l'altro al migliore attacco, se non vado errato, che è appunto quello del San Donà. Potrà creare dei problemi al San Donà questa fama, diciamo, di ottima difesa del Portogruaro al San Donà, e ci saranno delle contromosse appunto da parte del San Donà in funzione appunto della difesa del Portogruaro. No, sicuramente perché giochiamo contro una difesa un po' più forte, non vedo perché dobbiamo cambiare quelli che sono i nostri fatti tecnici, i nostri modi di affrontare le partite. Sono cose belle, sapere che abbiamo qualcosettina sempre di nuovo da affrontare, da tentare di superare. Consapevoli di questo fatto, consapevoli del fatto che a Portogruaro ci stanno aspettando e tanti sandonatesi stanno aspettando questa partita qua, noi facciamo il tutto con un briciolo di impegno in più ancora per vincere tutte queste piccole difficoltà. Per quanto riguarda la formazione, Santin domenica scorsa ha giocato la partita di allenamento con l'Eraclea e mi pareva un attimino ancora forse un po' giù di fiato per la malattia che l'ha tenuto distante. San Donà avrà dei problemi di formazione oppure state recuperando con questa pausa i giocatori che hanno avuto dei problemi? Abbiamo ancora parecchi problemi, però ci sono ancora parecchi giorni e credo che delle risposte più sicure le avrò mercoledì quando faremo una partita amichevole qua contro la Piterzina. Là vedrò le condizioni di tutti e là mi schierirò le idee sicuramente. Il signor Pavan, l'allenatore del Cairano, ha detto che la lotta per
per andare in interregionale non è ristretta appunto al San Donà e al Cairano, ma anche ad altre squadre, e addirittura alcuni dirigenti del Ponte nelle Alpi hanno avanzato appunto una candidatura da parte appunto della squadra del Ponte nelle Alpi. È d'accordo con questo tipo di affermazioni oppure sono un attimino avventate? Beh, la matematica concede spazi e punti e possibilità anche ad altri, e sinceramente scartare anche senza il supporto della matematica questa candidatura qua credo non sia tanto saggio. Non è proprio altrettanto saggissimo però prevedere che al di fuori delle due prime in classifica io non vedo che ci sia possibilità di inserimento di qualche, in linea generale questo. Che impressione ha fatto il Cairano nell'ultima partita qui a Sonona? A noi l'ha fatta grossa. Direi che ha giocato meglio di noi, direi che meritava qualche settimana più di noi, però anche questo non si sa se sia per effettivi meriti loro o per qualche piccolo demerito nostro. Fatto sta che quel giorno là innegabilmente hanno fatto un po' meglio di noi. Per quanto riguarda un discorso che esula un po' forse dalla promozione, anzi sicuramente la promozione, domenica scorsa, come dicevo, avete giocato contro l'Eraclea di Andreuzza e mi è parsa una squadra abbastanza ben disposta in campo. Un suo giudizio su questa squadra, anche se una partita amichevole forse non è indicativa di quello che è lo stato di forma di una squadra? Beh, io non conosco tanto bene la realtà del calcio Eraclea e la realtà del calcio dilettantistico qua intorno a noi. Non posso che essere rimasto favorevolmente impressionato per quello che ho visto, e se effettivamente quello che ho visto è il risultato di qualcosa di concreto, cioè di una continuità di modo di vivere il campo, di vivere le partite, sicuramente il mio giudizio è più che positivo. Certo che ogni domenica è una domenica, il fatto di giocare contro una squadra di categoria superiore sicuramente può darsi, ha un pochettino aumentato quelli che sono i loro interessi, i loro entusiasmi e forse anche i loro valori. Ok, una grazie Andrea Agnoletto e ovviamente un augurio per la partita con il Portogruaro. I vantaggi della diretta si vedono questa sera con questa intervista un po' disturbata nella fase finale. Ci scusiamo, la pubblicità adesso, poi sentiremo l'intervista realizzata da Giovanni con l'allenatore del Portogruaro. La squadra che nel prossimo turno del campionato di promozione affronterà il San Donà di Andrea Agnoletto, una partita abbastanza importante, come dicevo anche prima con il signor Agnoletto, perché vedrà di fronte due squadre, con il Portogruaro con la miglior difesa e il San Donà con il miglior attacco. Un suo parere su questa partita e sul futuro anche del campionato del San Donà e del Portogruaro? Beh, sicuramente è una partita, direi la più importante del campionato, penso, anche se non altro per la rivalità che esiste tra le due formazioni. È chiaro che il problema è un po' più complesso per il San Donà perché si sta giocando un campionato. Per noi sicuramente potrebbe essere un risultato di prestigio, però per noi può andare bene anche tutti e tre i risultati, mentre per San Donà penso che questo sia impossibile, insomma. È una partita, direi, come ripeto, difficile, però dico bisogna che anche San Donà ti faccia un pensierino. Molti. L'allenatore del Cairano, il signor Pavan, uno dei dirigenti del Ponte nelle Alpi, affermano che la lotta per la promozione in interregionale non è ristretta solamente al San Donà e al Cairano. Lei pensa che qualcuno possa inserirsi in questa lotta o pensa che rimanga sempre un duello fra la squadra trevigiana e i biancocelesti? Io penso che quelle lì sono le due squadre. Ci potrebbe essere un pensierino per il Ponte delle Alpi, però chiaramente sia San Donà che il Cairano perderebbero il campionato, insomma. Anche se il Ponte delle Alpi è una buona squadra, penso che San Donà e il Cairano abbiano qualcosa di diverso, insomma. E pensa che sul campionato del Cairano abbia influito l'assenza di Fiorentelli e dell'altra punta che sono rimasti assenti per infortunio? Io ho già affermato in diverse occasioni che il Cairano, mancando sia Fiorentelli, lo Scotton e anche l'altro attaccante, che adesso mi sfugge il nome, se informazione completa per tutto il campionato,
penso che avrebbe avuto delle probabilità in più per il San Donà, insomma. Secondo lei quali sono i punti di forza del San Donà di Andrea Agnoletto? Direi che complessivamente la squadra è buona, io ho detto già nell'ultima occasione, io sono un po' più per i sandonatesi, e anche perché insomma così adesso onestamente uno come Damonà che ti fa 17-18 gol non può essere non messo tra i migliori, insomma. Invece i punti di forza della sua squadra? Beh, nel Portogruaro punti di forza in assoluto non ce ne sono, una squadra direi abbastanza giovane, un complesso omogeneo, gente che ha voglia di giocare al calcio con un certo entusiasmo, ecco, queste sono le qualità del Portogruaro. Non si sbilancia in un pronostico quindi? Ma è un po' difficile i pronostici perché sono partite un po' particolari, io potrei dire che a vantaggio del San Donà io ho due giocatori ingessati, però che sono? Non sono Zaccheo e Colussi, però non so se riesco a recuperarne uno, che per noi insomma, sono due punti cardine del centrocampo, ma questo non vuol dire che possa influire il risultato in positivo o negativo, perché noi abbiamo giocato in tantissime partite in formazione, non dico rimaneggiata, ma con dei giovani abbiamo fatto sempre bene, quindi al di là che giocano o meno, i ragazzi che entreranno in campo sicuramente faranno la loro partita. Io ho sentito domenica scorsa Andrea Agnoletto, mi ha detto che viene a Portogruaro per fare i 2 punti. Andrea fa bene, anch'io se fosse in San Donà direi così, però non è facile fare affermazioni del genere. Io dico insomma che la partita bisogna giocarla, ma non credo che Andrea abbia fatto un'affermazione del genere. Lo garantisco sicuramente. Grazie al signor Cannella e un augurio.